Buonasera, bentrovati. Un'altra puntata di preview. Andremo a guardare ciò che succederà nella partita di domani fra Catania e Benevento, una partita importantissima che chiaramente segnerà il destino del Catania in questo campionato. È l'ultima partita della stagione regolare. Ovviamente parleremo anche del Messina, che è già salvo, ma anche di calcio a 5 nell'ultima parte della nostra trasmissione. Lo facciamo con i miei ospiti, a partire da Luca Di Gregorio. Ciao Luca, buonasera. Buonasera Marco, grazie per l'invito. Ricordiamo vicepresidente dell'Ajax e anche componente della FIGC di Catania. E poi con il nostro Gianluca Russo. Ciao Gianluca. Ciao Marco, buonasera a tutti. Buonasera. Dal nostro alla nostra Naomi Moschitta. Ciao Naomi, buonasera a te. Ciao Marco, buonasera. Non posso crederci che stanotte andremo a dormire, domani ci sveglieremo e sarà sabato 27 aprile. Esatto. Si sa cosa ne sarà di noi, comunque parliamone, e parliamone attraverso la nostra linea WhatsApp. Il numero apparirà tra pochissimo in sovraimpressione. Eh sì, è giusto, apparirà fra pochissimo, ci riusciremo, lo metteremo, eccolo lì il nostro numero per contattare, ovviamente per i messaggi del calcio, la nostra Naomi. Da qui torniamo subito invece per sapere qual è il programma della prossima giornata. Ricordiamo che si giocano tutte le partite in contemporanea e poi la classifica, Naomi. 38esima e ultima giornata di campionato regolamentare. Tutte le partite verranno disputate il 27 aprile, quindi sabato, alle 18:30, come Avellino Crotone, poi Brindisi Turris, la Casertana incontra il Sorrento, il Catania incontra il Benevento, poi Cerignola Giuliano, Juve Stabia Picerno, il Latina incontra il Taranto, poi Monopoli Messina, ancora Monterosi Foggia e Potenza Virtus Francavilla. E la classifica, che in questo momento vede ancora Juve Stabia in testa con 76 punti, seguita da Avellino e Benevento a 66, Taranto 62, meno i 4 punti di penalizzazione, come Casertana 62, Picerno 58, Giuliano 53, Crotone 52, Latina 51, Cerignola 50, Foggia e Sorrento 48, Messina 45, Catania e Potenza 42, Turris 41, Monopoli 39, Virtus Francavilla 34, Monterosi 32, Brindisi 25 punti, meno i 4 punti di penalizzazione. Ricordiamo, grazie Naomi, restando fra poco l'abbiamo vista la classifica, che il Taranto ha fatto ricorso contro i 4 punti di penalizzazione, per cui bisognerà capire che cosa succederà. Addirittura c'è chi ipotizza che tutto questo ricorso potrà portare anche un slittamento delle date per la post-season, per cui per quanto riguarda soprattutto i play-off, dove il Taranto sarà sicuramente impegnato. Ritorniamo, facciamo un passo indietro, Luca e Gianluca, perché parliamo della partita con il Sorrento, che ha fatto da preludio a questa gara ultima di campionato. Un'altra occasione buttata dal Catania, anche se il Sorrento ha meritato la vittoria, ma come ha detto Zeoli in fase di conferenza stampa post partita, di interviste post partita, ha detto qui c'era veramente la possibilità magari di giocarsela per portare a casa almeno un punto. Il Catania non l'ha fatto. Sì, hai detto bene tu, ne parlavo poco fa con Gianluca, era una partita importantissima, se il Catania riusciva a vincere a Sorrento non eravamo qua a discutere stasera. C'eravamo lo stesso, però discutevamo di altro. In maniera diversa. Domani diventa a questo punto una vera finalissima rispetto al futuro del Catania. Sì, lì non si è giocato bene, non si era concentrati con una squadra già tranquilla, già diciamo senza nessuna velleità. Invece non si è riusciti a portare punti da lì. Quindi domani diventa importantissimo, la vittoria cancellerebbe tutto quello che si è detto in questi mesi. In caso contrario dobbiamo sperare nelle disgrazie altrui. Nelle disgrazie degli altri. Ritornando alla partita con il Potenza, per chiudere i discorsi, Gianluca, ne parleremo anche diffusamente poi quando andremo nell'angolo tattico. Ci sono state anche delle disattenzioni, no? Soprattutto su alcune caratteristiche che hanno messo in campo i giocatori e l'allenatore del Sorrento. Sì, in analisi saremo chiaramente più precisi, però fa rabbia perché sapevamo tutti l'importanza di questa partita. È bastato un accorgimento, quello che io definisco comunque una genialata tattica di Maiuri per mettere a disagio a livello tecnico e tattico il Catania, perché Maiuri si è inventato questa giocata della mezzala, il suo 4-3 si è inventato la giocata della mezzala destra, l'ha fatto giocare praticamente con i piedi sul fallo laterale sinistro, quindi ha
ha sviluppato una superiorità numerica che ha reso la fase di non possesso del Catania secondo me imbarazzante a livello tattico, perché sono saltate I primi tutte due gol sono arrivati così. Perfetto, sono saltate tutte le uscite, si è visto il quinto del Catania Castellini non aver idea di chi andare a prendere in fase di non possesso. Ho visto un braccetto aprirsi all'estremo del campo per andare a prendere un attaccante, salvo poi tornare indietro. Cioè è una situazione, questa cosa mi fa paura, perché di solito quando poi tu incontri un allenatore che ha una genialata tattica nel pre-match magari puoi non saperlo, però devi avere la capacità di lettura durante la gara. Possono passare 5, 10, 15 minuti, devi riuscire ad ovviare questo. Invece il Catania non l'ha assolutamente fatto, almeno fino al 2-0. E secondo me il motivo che Maiuri, sbagliando ovviamente, è entrato in campo era proprio quello. E poi si è fatto anche espellere, è vero. Hai introdotto insomma quelli che sono alcuni temi tattici che svilupperemo durante la nostra trasmissione. Intanto io vi faccio vedere con l'aiuto della regia una grafica che ci porta verso invece la partita di domani e il turno di campionato. Con la corsa salvezza andiamo a dare uno sguardo, ormai è rimasta ovviamente l'ultima partita. Le squadre in bianco sono squadre che si affrontano in casa, le squadre in nero sono squadre che si affrontano in trasferta, con anche scontri importanti, anche diretti, come ad esempio quello fra Potenza e Virtus Francavilla. Andiamo a vedere invece un'altra grafica, la discutiamo insieme anche agli ospiti, perché c'è un po' da parlarne anche di questa grafica, che riguarda invece come il Catania può salvarsi, tutte le possibilità che il Catania ha per salvarsi, ad esempio vincendo la partita. Ovviamente se il Catania vince la partita con il Benevento è sicuramente salvo. Se pareggia ci vuole che il Monterosi non batta il Foggia, che il Monterosi batta il Foggia, ma nello stesso tempo il Francavilla perda con il Potenza. Lì entra in gioco tutta una serie di realtà della classifica che portano il Catania a salvarsi, classifica che vediamo in questo momento. Poi se il Potenza perde invece con il Francavilla è un'altra opzione, con il Catania che sarebbe fuori in ogni caso dalle ultime 5 con quest'ultima opzione. Con l'altra, la Turris non va oltre il pareggio a Brindisi, anche in questo caso il Catania sarebbe fuori dalle ultime 5 e dunque salvo. Ma il Catania potrebbe salvarsi e dunque andare ai playoff anche perdendo la partita con il Benevento, ma ci vogliono delle condizioni particolari. Ad esempio, una su tutte è quella che la Turris e il Monopoli non devono vincere la loro partita. E poi c'è un arrivo a pari punti in classifica, o solo con il Monopoli o solo con la Turris, oppure con entrambe, per cui in quel caso ci sarebbe la classifica avulsa, ma in questo caso ci vuole in tutte e tre le occasioni che il Monterosi non batta il Foggia. Magari vi abbiamo forse più che aiutato, confuso le idee, ma insomma la situazione è questa, per cui ci sono tante possibilità per il Catania per riuscire ad arrivare alla salvezza e dunque ai playoff, ma Luca, la possibilità più importante è quella di portarla a casa questa vittoria. Attenzione, ricordiamo che il Benevento è squadra, lo vedete la classifica che ci mandano puntualmente dalla regia, è secondo con l'Avellino. L'Avellino gioca con il Crotone, l'Avellino è favorito negli sconti diretti, però il Benevento può ambire ancora al secondo posto. Assolutamente, hai fatto un quadro giustissimo Marco, però troppi incroci, troppa matematica secondo me. Il Catania qui ci vuole l'anima. Assolutamente, domani è l'ultima partita della stagione, è una finale. Il Catania vincendo non avrebbe più il pensiero, ecco, di ascoltare gli altri campi, di sapere cosa fanno gli altri. In ogni caso verrà un Benevento, come dicevi tu, tranquillo ormai della sua posizione, però parlavamo prima, se il Taranto dovesse riavere quei 4 punti potrebbe rischiare anche il terzo Tra parentesi, posto. Auteri l'ha detto, lo sentiremo anche, noi andiamo a Catania a giocarci la partita perché vogliamo arrivare secondi. Però molti ho visto qualche diffidato magari non giocherà, c'è qualche infortunato che sarà magari più tranquillo per i playoff, riprenderà le energie, quindi non viene con un Benevento, diciamo, Ciciretti in prota, ad esempio. Ecco, infatti col dente avvelenato, con tutta questa cosa qui. Ecco, il Catania in questo caso ha più motivazioni e più stimoli. Andiamo a sentire qual è il polso dei nostri ascoltatori da casa. Naomi, torno da te.
Solo che credo di non avere telecamere puntate, quindi non so, Va bene, non mi allora torno vedrai dopo. mai. E allora torno dopo. Continua, Se no, eccola qua. con questa tecnologia, guarda, visto le telecamere che si già... Vabbè, comunque, vi leggo cose strane accadono in questo studio. Scrivono, signor Carli, Sì. signori studio, Naomi, ma una persona che ha superato fisicamente, e basta, 37 partite come quelle del Catania, come dovrebbe superare la nottata? Datemi della valeriana, ziquilla, una camomilla, non ce la posso fare. Questo è in questo momento lo status. Buonasera, quando a Ghionna Rumani poniamo fine a questo strazio perché mi dovevo ricoverare per i calcoli ai reni, ma ho posticipato per vedermi le ultime del Catania. Saretto, mi auguro che tu sopravviva a questa stagione perché di questo passo. Nel frattempo ti leggo altri messaggi che prenderò però dal gruppo e non appariranno in grafica. Sì. Forza Brindisi, forza Messina, forza Foggia, riassumo io tutti sti dolori di testa che fanno venire di questi calcoli. Non ai reni, non i calcoli ai reni di Saretto, i calcoli che fa Marco Carlo e compagnia bella per farci capire che domani il Catania si gioca. Comunque conservatevi ecco, vi posso dire, se siete riusciti a fare uno screenshot della grafica, vi mettete lì, oltre i patemi d'animo, avete anche la grafica che vi spiega cosa succederà a secondo del risultato del Catania. A proposito di quello che succederà, oggi ha parlato Zeoli, perché siamo alla vigilia della partita dei rossazzurri, per cui hanno parlato entrambi gli allenatori. Sentiremo anche Auteri che si è seduto sulla panchina del Catania proprio subito dopo la sconfitta del Benevento 4-0 con il Catania nella partita di andata. Andiamo ad ascoltare Zeoli che parla di una cosa molto importante soprattutto per questa squadra e che non sempre si è vista nelle partite, almeno per quello che abbiamo visto noi esterni dal campo, vale a dire la responsabilità. Sentiamo Zeoli. Dopo quello che è successo l'ultima trasferta o altre trasferte, capisco i vostri dubbi e capisco anche qualsiasi situazione che possa far pensare diversamente, però credo che in questo momento la responsabilità è tanta e vanno prese, queste responsabilità vanno affrontate, vanno prese di petto. Ogni volta che si prende le responsabilità oppure affronta la partita di un certo tipo fa bene, e questo non deve essere per voi o per i tifosi, è sicuramente una speranza e un motivo di ottimismo, però per me allenatore, per la squadra non è sicuramente un complimento, no? Il fatto che dici sulle partite secche il Catania non ha mai fallito, non lo vedo un complimento. Io ho chiesto alla squadra, io credo ci sarà un consumo di energie nervose e fisiche elevato, dunque quello che ho chiesto è di rimanere dentro la partita in tutti i sensi, qualsiasi essa sia il risultato o il minutaggio, dobbiamo stare più tempo possibile, se possibile 95 minuti dentro la partita. Parto proprio dalla fine, dalle ultime dichiarazioni che abbiamo ascoltato di Zeoli. Luca, restare dentro la partita è fondamentale anche per vedere che cosa succederà magari ad Avellino. Lui ovviamente dice no, noi non guardiamo e non sentiamo quello che succede da altre parti, però restare dentro la partita, quello che ad esempio non è stato fatto in Sorrento. Assolutamente, il mister, potenza. almeno dalle sue parole, lo vedo abbastanza concentrato, la squadra è in ritiro da qualche giorno, restare dentro la partita, sì, fino alla fine, cercare di non prendere gol e comunque di farlo, non subirlo e stare dentro la gara fino alla fine, purtroppo ascoltando anche quello che viene dagli altri campi. Ha detto anche Gianluca Zeoli, ha detto sì, è vero, questa è una squadra magari da partita secca, no? Da partita da dentro o fuori, l'ha dimostrato in Coppa Italia, domani è proprio una partita da dentro o fuori, però dice non è secondo me un gran complimento questo da fare a questa squadra. Complimenti se ne possono fare veramente pochi a questa squadra per la stagione che hanno fatto, però mi volevo riallacciare un attimino al discorso del rimanere in partita. Sì. Cioè è una frase diciamo fatta, no? Perché poi rimanere dentro una partita c'è tutto, c'è sofferenza, ci sono idee tattiche, devi assorbire le idee degli avversari, la forza d'urto, sono tante cose. Il Catania non l'ha praticamente mai dimostrata una cosa del genere, quindi è chiaro che lui debba fare queste dichiarazioni perché ci stanno, è giusto, è il leader di questa squadra, è responsabile tecnico, però c'è tanta diffidenza su Catania, perché è quello che ti portano a pensare. Io mi auguro chiaramente da catanese, da addetto ai lavori, che riescano a fare veramente la partita della vita.
Ma non è, cioè, sarà difficile veramente perché lo potevano fare a Sorrento, gli sarebbe venuto anche più facile. Non sei mai stato in partita, cioè pronti via 3-0, cioè, fondamentalmente quello è il sì. discorso, cioè, non è una Anche il frase primo fatta. tempo non c'è stato gioco. Capito? Quindi cioè, dire speriamo di rimanere dentro la partita, dobbiamo rimanere dentro la partita, c'è tutto. Cioè, è l'essenza del calcio, è giusto che lui debba dire, però poi il problema sta proprio là, riuscire a trasmettere ai giocatori questa idea. Quindi, pensavo prima Gianluca, anche una battuta, facciamo finta che è Coppa Italia. Che continua la Coppa Italia, lì infatti... era una squadra concentrata che col Rimini, col Padova era in partita, come dicevi bene tu in altre occasioni, no? Facciamo finta che è Coppa Italia ancora. Esatto. cioè, Dentro o fuori poi così. dico, la partita era quella di Sorrento. Sì. Perché La partita per è più, chiudere i discorsi era più quella. abbordabile, non avevano niente da chiedere. Campo neutro. Capito? Cioè era quella la gara. Andavi là, facevi il Ci hanno golletto. offerto anche la pizza ai tifosi del Sorrento. Per Capito? Hanno mollato così. alla fine, cioè, quasi quasi la riprendevi pure, quella era la forza del Sorrento. Questa è complicata, questa è proprio difficile. E entreremo Speriamo proprio bene. nel vivo della partita con il Benevento per studiare anche più da vicino l'avversario del Catania. Ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. A fra poco. Eccoci di nuovo in studio, di nuovo in diretta con la nostra preview prima dell'ultima giornata della regular season con la partita decisiva importantissima fra Catania e Benevento. Ci sarà il Pierone al Massimino, il tutto esaurito probabilmente, come non è una novità, insomma, l'affetto dei tifosi del Catania. Io tornerei da Gianluca per andare ad osservare un po' quello che si è visto a Sorrento e quello che ci auguriamo a Potenza, anzi, quello che ci auguriamo non si veda con il Benevento, partendo proprio dalle considerazioni della fase in non possesso che facevi anche in precedenza. La prima clip e anche le altre due sono su questo. Sì, è bastato, come dicevo poco fa, ne discutevamo, è bastato mettere la mezzala con i piedi sulla linea di fallo laterale per creare disagio tattico al Catania. Colai e Loreto sono i due, in possesso di palla Loreto e Colai sulla sinistra. Perfetto, questa è la mezzala destra che si trova a sinistra. Cosa succede? Succede che su un ritardo di Zammarini e Quaini mettono in difficoltà il giocatore del Catania, che è Castellini, che è il quinto, che dovrebbe uscire. Che va prima su Loreto e poi torna sull'altro giocatore. Compromette anche la posizione di Monaco, che esce su questo esterno e non dovrebbe muoversi da là perché non va assorbito da lui. Quindi è una situazione precaria, ma poi una situazione che dovevano, dico come staff tecnico, bisognava porre rimedio, perché poi tu ci hai perso la partita con questa cosa, ok? Andiamo a vedere le prossime due, che sono invece quelle che hanno fruttato i due gol del Sorrento, la relativa esultanza di Maiuri con espulsione finale. Stesso discorso, già. Stesso discorso qua, l'esterno lato opposto viene a sinistra, arriva sulla linea di fondo campo, sembra tutto semplice perché? Semplice perché saltano le marcature. Non hanno concezione o consapevolezza di chi andare a prendere in fase di possesso, ma questa cosa, questa situazione tattica loro la sapevano già, perché l'avevamo vista noi che non facciamo questo lavoro, che quando il Sorrento attaccavano in 8, sì. E quindi bisognava assorbire, bisognava prepararsi su questa situazione tattica. Loro non l'hanno fatto e ci hanno preso 2 gol poi. Luca, basta usare un accorgimento tattico certe volte per mettere veramente così tanto in difficoltà l'avversario, o il Catania è andato in difficoltà anche perché il momento è così particolare? Secondo me la verità sta in mezzo, ecco, tutte e due cose incidono su questo momento particolare. Gianluca ha detto bene. Loro con una mossa hanno messo in difficoltà la nostra retroguardia, e vedevo pure dalle immagini l'attaccante che ha fatto gol era da solo, nessuno poi non ha colpito indisturbato. Era un difensore, fra parentesi, sì, perché Loreto, ma dico in quel caso, in quel momento, ovviamente l'attaccante in quel momento che ha sorpreso il Catania. Quello entra indisturbato e la mette dietro. Guardiamo il secondo, non per falmare i tifosi del Catania, ma perché vogliamo analizzare le partite praticamente uguale, la stessa identica cosa o simile. Questa volta
a presentarsi lì c'è Cucurullo. Eccolo. Guarda Marco, da tecnico, da tattico, da match analyst, queste sono immagini che fanno veramente male, perché è chiaro che come dicevo poco fa, su una genialata del loro mister prepara un'azione del genere, bravo lui, mi puoi sorprendere la prima volta, io dopo devo porre rimedio, cioè non esiste che ci vada a perdere una partita così. Quindi sì, sono situazioni che fanno male perché devono essere trattate in maniera diversa. E perché hanno compromesso ovviamente una partita non certo giocata al meglio dal Catania anche fino a quel momento, perché Catania si è praticamente svegliato, ha detto anche Zeoli oggi in conferenza stampa, sì è vero il Catania si è svegliato negli ultimi minuti, ma è anche vero che il Sorrento è calato, perché insomma una partita del Catania ha giocato male, indiscutibilmente. Fase di possesso però del Catania, si torna a vedere quello che hai detto prima, no? È un Sorrento che attacca in 8 e che magari difendeva in 2, sì, ma il Catania non ha saputo granché sfruttare questa situazione, no? E fa ancora più male perché la semplicità delle azioni del Catania, la semplicità che hanno portato il Catania al gol, 2 soli uomini a costruire una pseudolinea difensiva disorganizzata, il terzo uomo che ho ingrandito con lo zoom e chiama il fuorigioco alla Baresi, inesistente, spalle ai compagni, quindi veramente una fase difensiva fatta a caso. Sì. E il Catania arriva? cosa fa? Una verticalizzazione semplice, uomo Tacchete. smarcato in area, sono in 2 e uno all'esterno, sono in 3. E quindi non mi vengano a dire che sul 3-0 una squadra ti concede questo perché tanto non gliene frega niente, ti fa fare il 3-1. Non è così, non funziona così. È una situazione sfruttabile anche prima. Perfetto, bravissimo. L'avevamo visto anche nel Sì, pre-match, perché avevamo sì. visto le ultime 5 del Sorrento, loro in fase di non possesso sono disorganizzati. E lo vediamo anche in occasione del secondo gol del Catania, quello che aveva riacceso le speranze per gli ultimi 5 minuti, poi è andato un po' tutto storto con l'espulsione di Marsura e tutto il resto. Anche qui 1 contro 1 e poi cross. Da vedere qua c'è proprio questo, 1 contro 1, palla dentro, stacco di testa, prendo il tempo all'avversario, faccio gol. Di una semplicità assurda, una bella azione, fatta bene dal Catania, perché quando poi crei la superiore numerica nell'1 contro 1 sei bravo, hai gamba e hai lavorato bene sull'esterno, però è semplice. Dai palla all'uomo più fresco, era Chiarella, Sì. punta il difensore, mette palla dentro. Per l'altro uomo più in forma in questo momento, il gol ecco, lo fa l'attaccante più forte di testa che abbiamo, che è Cianci, è tutto lo normale. riproporresti dall'inizio Cianci, Luca? Ma dopo Domani? questi 2 gol credo di sì, Zeoli sta pensando a questo tipo di attacco, credo. Come dice Gianluca, l'uomo più forte di testa, in questo momento forse anche il più in forma rispetto all'andamento generale, quindi penso che dovrebbe andare in campo. E sicuramente Cianci con Di Carmine, insomma, che dovrebbe andare a fare la coppia d'attacco del Catania. Sentiamolo ancora, Zeoli. Abbiamo parlato del ritiro, no? Il ritiro cominciato praticamente quasi il giorno dopo, la squadra è tornata da Potenza, è un ritiro che Zeoli racconta così oggi in conferenza stampa. Io penso che andare in ritiro in questo momento, oltre ad essere doveroso, è stato anche un momento per preparare questa partita sì a livello tattico, tecnico, ma soprattutto per capire che tipo di partita sarà, perché è inutile girarci intorno, domani sarà una partita, nella partita ci saranno tante situazioni emotive, vedendo la classifica. E la squadra invece deve rimanere concentrata solo sulla partita, chi parte dall'inizio, non pensando ad altre cose che succedono su altri campi, perché ancora siamo padroni del nostro destino. Situazioni emotive, diceva Zeoli, emozioni che sicuramente hanno i tifosi del Catania e che riversano anche nei messaggi che mandano a noi, Naomi. Esatto, scrivono Noemi, ma il presidente Pelligra sarà allo stadio? Io sono Naomi, non Noemi, comunque non abbiamo notizie del presidente Pelligra, che probabilmente... Vuoi fare... Okay, no, Io volevi penso dare che altri il presidente Pelligra dicessicasse questo Catania, Va magari bene, date ok, patto munno. va bene, andiamo avanti. Ok, grazie. Dai. Buonasera, cara Naomi, siamo nelle mani do signori, e lo so, me ne sono accorta. Buonasera, siamo positivi, il Catania con le grandi e momenti difficili vince, domani con il Benevento, come abbiamo vinto con la Juve Stabia. Giovanni super tifoso e soprattutto uno super ottimista. Buonasera a tutti, domani se giochiamo come quella con il Padova ce la facciamo. Te ragazzi un saluto a Noemi, mannaggia la miseria, complimenti Benny, io ti chiamo Bonnie, come Bonnie e Clyde. Come ti senti quando cambio il tuo nome? Così, chiedo, cosa accadrà domani? Chissà,
omni ignotum pro magnifico, tutto ciò che è sconosciuto e sublime. Pure le citazioni di Tacito, Marcello da Mascalucia, Marcello, come here. Buonasera a tutti, per me domani si doveva vincere, per forza il ritiro lo dovevano fare a Lourdes, solo con un miracolo si può vincere contro il Benevento. Antonio 68, hai ragione Antonio, però non hanno fatto questo ritiro a Lourdes, speriamo che comunque domani ce la facciano lo stesso. Grazie Naomi, che passa, come avete sentito, con nonchalance dal vernacolo, insomma, dal dialetto puro al latino, all'inglese, e dunque la ringraziamo sempre per la sua simpatia. Volevo ritornare invece a ciò che ha detto Zeoli con Luca, poi lo sentiremo invece su alcuni recuperi di giocatori, perché dice il ritiro era un atto doveroso, ma forse può servire anche per dare quel tipo di mentalità, no, che dicevamo prima. Ma io credo che dopo questo periodo così buio, così nero, il ritiro ci può stare, è una settimana delicata, anche se sappiamo chi ha giocato poi anche se va in ritiro può andare tutto al contrario, se va bene invece la partita dice che è stato il ritiro che ti ha dato più concentrazione. Ci sta, nelle parole vedo Zeoli molto concentrato, lui è legato a questa maglia, è passionale, è stato anche un calciatore di questa società, quindi sa come si vive qui, che ci saranno oltre 20.000 persone. Alcuni infatti scrivono che non riescono neanche a riposare per aspettare domani, quindi ci può stare, ecco, questa settimana di ritiro, che è più per stare insieme, più per concentrarsi e pensare che la posta in palio è altissima. Spazio tattico invece, perché poi parla Zeoli di alcuni ritorni importanti, almeno fra i convocati, perché ci sarà Rapisarda, anzi c'è Rapisarda fra i convocati sono stati diramati 23, manca solo Peralta, c'è Rapisarda, c'è Teio e c'è Sturaro, ne ha parlato oggi in conferenza stampa sempre Zeoli. Sono disponibili sia Rapisarda, Sturaro e Teio. È chiaro che per quanto riguarda Ciccio ha avuto quel problema di allergia e dunque sicuramente è un po' debilitato, ma penso che il suo contributo lo può dare sia fuori dal campo che dentro. E la stessa cosa vale per Sturaro e Teio, che comunque sia già lavoravano a livello fisico, però a livello di minutaggio vediamo se possono servire l'ultimo quarto d'ora in quale vesti, cioè in pratica se in una situazione dove possiamo gestire la partita oppure ci serve qualcos'altro. Vedremo le situazioni in cui si troverà il Catania nella fase finale della partita. Gianluca, anche qui Zeoli ha tirato fuori l'aspetto un po' mentale, no? Perché la Pisarda magari ancora non sta al meglio, però può avere un impatto su questo spogliatoio. Sturaro si allena da un po' di tempo con la squadra, anche lui non è al massimo, però certamente ha l'esperienza per trascinare i compagni anche dalla panchina. Tutta carne al fuoco che speriamo produca un risultato. Sì, poi però si va in campo, lui fa bene ad aggrapparsi a tutto quello che può ed è giusto, poi però si va in campo. Io ritengo che una partita del genere possano giocarla anche al Duca d'Aosta, dovrebbe essere a pronostico chiuso, perché ti stai giocando troppo per permetterti di sbagliare partita. Quindi al di là adesso di Sturaro, Teglio, Rapisarda, Chirico, cioè puoi mettere in campo chiunque, entri nello spogliatoio, dai 11 maglie, esci, loro entrano in campo e pronostico chiuso. Dovrebbe essere così, speriamo. Vi facciamo vedere le immagini adesso fra un po' della partita, l'ultima giocata del Benevento con il Latina, un risultato rotondo sicuramente della squadra che viene a giocare al Massimino contro i rossazzurri, con un gol anche molto bello, quello di Lanini, che è un giocatore certamente importante, che è arrivato a questo Benevento nel mercato di riparazione. Luca, è una squadra che il Catania ha battuto 4-0, era un altro Benevento, era un altro Catania, era l'ultima vittoria del Catania, pensate, sono passati 4 mesi.
poi in trasferta, l'ha ricordato anche Zeoli oggi, c'è stato un solo punto. Sì, un'altra storia, l'andata completamente, due squadre completamente diverse, ecco. Sono passati tanti mesi, da lì poi mi pare che è arrivato Auteri e da lì il Benevento ha fatto devo dire, una bellissima rimonta, un girone di ritorno, un grande di un certo girone di ritorno livello. Ed è appunto seconda, comunque terza in classifica, quindi in piena zona ormai playoff. Quindi è una squadra quadrata, una squadra forte, c'ha giocatori, alcuni hanno fatto credo anche la Serie A, quindi però ecco, come dicevo prima, domani alcuni riposano, alcuni rischiano la squalifica, quindi non giocheranno. Diceva Gianluca, ecco, chi ha più motivazioni è solo il Catania, secondo me. Però la squadra avversaria, Gianluca, come la inquadriamo? Perché è una squadra sicuramente di alto livello, lo dice la classifica, è inutile che lo diciamo noi. Sì, è una squadra ben allenata, gioca bene, è una squadra programmata per vincere. A livello tattico loro di solito vanno in campo con una difesa a 3, quindi il classico 3-4-3 di Auteri. Cosa ho notato? Dopo lo vedremo in analisi meglio. La fase di possesso loro prediligono giocare dal basso, quindi hanno sempre uno di questi due centrocampisti centrali che viene a prendere palla per portare palla su. I tre attaccanti giocano molto larghi, quindi si prendono tutta l'ampiezza del campo. Perché? Perché sono veloci, scaltri, forti e tecnicamente forti e molto rapidi nell'uno contro uno, quindi sfruttano gli spazi, hanno sempre l'appoggio dei quarti di centrocampo che si buttano dentro, e questa è una loro prerogativa in fase di possesso. Altra situazione importante che va sottolineata è la difficoltà del Benevento nelle palle inattive. Sulle palle inattive. Sì, per dopo cui in analisi lo faremo vedere. In fase di non possesso, in fase d'attacco della squadra avversaria. Andiamo a conoscere un po' meglio il Benevento attraverso il suo allenatore, la grafica che vi facciamo vedere di Auteri, che vabbè, insomma, non è certamente un novizio e dunque conosciuto chiaramente da tutti noi, che ha approdato, abbiamo ricordato, sulla panchina del Benevento proprio dopo la partita di andata vinta dal Catania con il punteggio 4-0. Sulla panchina del Catania c'era Lucarelli, in quel momento è tornato sulla panchina del Benevento 7 anni dopo la promozione, la storica promozione appunto di 7 anni fa. Il giocatore più rappresentativo abbiamo scelto proprio Lanini, che ritorna da un infortunio, è rientrato da un infortunio, però certamente è un giocatore che ha fatto molto bene in questo girone di ritorno. L'ex Reggiana ha giocato 13 partite mettendo a segno 7 gol, abbiamo visto proprio l'1-0 nell'ultima con il Latina, è rientrato proprio da un infortunio, aveva saltato anche il big match con l'Avellino, ma giocatore di fascia, un esterno insomma che fa molto bene. Andiamo ad ascoltarlo invece Auteri, quello che ha detto sul Catania e sulla partita del Massimino proprio in conferenza stampa. Lui ha parlato ieri, un piacevole 25 aprile per i colleghi di Benevento che sono andati ad ascoltare Auteri in conferenza stampa. Ascoltiamolo anche noi. Catania, vabbè, una stagione un po' tribolata per una serie di motivi, però comunque ha un organico forte, poi andremo a giocare in una piazza importante dove la passione calcistica è all'ennesima potenza, per cui squadra importante, anche se le prestazioni che hanno fatto non l'hanno evidenziato questo. Si giocano tutto, ma come ci giochiamo tutto anche noi. Per cui vale la pena. Fermo restando, ripeto che sono convinto che Avellino-Crotone non sia una partita chiusa, quindi pensiamo a noi. Crotone è una squadra forte, conta consolidare anche la posizione, conta migliorarla, perché poi questi playoff, soprattutto i primi turni, sono turni secchi, per cui ognuno trae le proprie conclusioni. Dal nostro punto di vista noi sappiamo di andare a giocare in una piazza importante, con una squadra importante, in uno stadio importante, e però sono anche partite stimolanti.
importanti, l'ha detto più volte, e stimolanti. Certamente questa sarà la partita di domani al Massimino, con la nostra regia sempre pronta. Andiamo a trovare invece le ultime 5, vedete le ultime 5 del Benevento, non benissimo a livello di risultati nelle ultime 5 partite per il Benevento, al di là, no, questa la vediamo subito dopo, la grafica sulle ultime 5 del Benevento, che posso anticiparvi io. C'è stato la vittoria, l'ultima chiaramente con il Latina, che è finita con il punteggio di 4-0, e poi ci sono state altre partite, quelle precedenti: Avellino Benevento 1-0, e poi Benevento Juve Stabia 0-0, Monterosi Benevento 1-1 e Benevento Monopoli 0-1. Ecco qui la grafica che vi facciamo vedere, con i 66 punti, 37 giocate, 18 vinte e 12 pareggiate e solo 7 perse. Non granché i punteggi nelle ultime partite, però il gioco, ci dicono da Benevento, è stato sicuramente interessante e importante per quanto riguarda la squadra sannita. Andiamo a vedere invece adesso quello che vedevamo in precedenza, cioè le statistiche a confronto, per fare un po' il punto di quello che può essere il confronto fra le due squadre. Con Gianluca abbiamo isolato i gol da calci d'angolo. Le due squadre certamente hanno un valore sotto questo punto di vista, sia l'una che l'altra, però vorrei, Gianluca, che tu ti concentrassi sull'1 contro 1, lanci lunghi e passaggi smarcanti, perché dicono molto di quello che sono le due squadre in questo momento. Sì, abbiamo parlato poco fa della difficoltà del Benevento sulle palle alte, quindi palle inattive e palla alta. I numeri del Catania nell'1 contro 1 sono interessanti, perché è sesto su 60 squadre. Non così forte il Benevento, che predilige un gioco più di squadra. Quindi il Catania può sfruttare questa situazione dell'1 contro 1, perché ha la possibilità di poterlo fare, e i numeri dicono questo. Non mi piacciono i lanci lunghi, perché il Catania è la quarta squadra su 60 che effettua un lancio lungo. Fra l'altro nei primi 6 posti dei calciatori che mettono palla lunga ci sono tutti i difensori del Catania, quindi questo sta ad indicare che non c'è una costruzione dal basso o un'idea tattica ben precisa. In questo momento si sta giocando palla lunga e pedalare. Ecco. Questo è quello che abbiamo visto in questo momento. Andiamo ad analizzare ancora meglio il Benevento, partendo dalla fase di possesso. Accennavi tu prima, Gianluca, la capacità di giocare con questi 3 uomini larghi. È vero che in settimana ci hanno detto i colleghi di Benevento che, anche perché ci sono tanti giocatori diffidati, Auteri ha provato anche una difesa a 4 che potrebbe proporre al Massimino, ma insomma il sistema di gioco di riferimento è sempre stato quello con la difesa a 3. Sì, fino ad oggi abbiamo ammirato questo 3-4-3. Poi vedremo domani che succederà allo stadio di Catania. Questa è la loro fase di sviluppo, chiaramente già in zona avanzata. Prediligono giocare con i 3 attaccanti aperti, molto larghi, perché sfruttano l'inserimento della punta centrale o dell'esterno lato opposto, o l'inserimento del loro quarto di centrocampo. Questa è un'azione classica che probabilmente vedremo in fase di possesso del Benevento. Giocano con questo dai e vai sull'esterno, perché poi non ha importanza avere, secondo la loro filosofia di gioco, tanti uomini dentro area, appunto perché la qualità e la forza dei loro attaccanti è veramente alta. Poi vediamo anche altro, no? Nelle prossime clip, ad esempio l'inserimento del quarto, no? Sì. che è importante sotto questo punto di vista. Vedi, è una giocata codificata, perché gli dà le spalle, quindi è il famoso terzo occhio. Lui vede, sa l'inserimento, giocano a memoria, perché quando l'attaccante riceve palla in quella zona di campo di solito calcia in porta, il famoso tiro a giro, sì, o calcia o punta e va dentro per procurarsi il rigore. Loro invece prediligono l'inserimento, lo aspetta, sa che arriverà e gli mette palla dentro per creare appunto superiorità numerica. E poi il palleggio, perché poi voglio andare anche da Luca per analizzare anche con lui quello che stiamo vedendo. Il palleggio del Benevento, insomma,
Il gioco del calcio è facile, no? Certe volte basta un triangolo e un de e vai per mettere poi nelle condizioni di andare a rete. Sì, non è poi così facile farlo. Però È vabbè. chiaro. No, il concetto è sempre quello. In questa situazione erano molti uomini avanti perché l'azione portava a questo tipo di sviluppo, però il concetto è sempre quello. Do palla, mi inserisco nello spazio vuoto, quindi c'è un dai e vai, ti serve a creare superiorità numerica perché mettono in mezzo il giocatore del Monterosi e si presentano poi dentro area, palla filtrante, palla forte, tesa dentro, gli attaccanti che vanno ad attaccare la porta sembra tutto semplice. Appunto, sembra tutto semplice, vero Sembra Luca? semplice perché, come diceva bene prima Gianluca, quando hai un tasso così elevato tecnico, tutto sembra facile, e quindi quando invece questa tecnica viene a diminuire è un problema fare anche un passaggio di 10 metri. Esatto. Qui da noi in Italia purtroppo si predilige più la tattica che la tecnica, e quindi vediamo, ci stupiamo, no? Spesso di vedere dei calciatori, in questo caso del Benevento, che tecnicamente sono veramente di un livello alto. Di un livello Si dovrebbe prediligere di più, ma fin dai bambini, no? Lo dico pure io che ho fatto anche l'istruttore nelle scuole calcio, la tecnica, ma fino a 13-14 anni farli divertire con la tecnica, così da avere, ecco come si fa in Spagna, soprattutto in Olanda, Dove anche hanno un l'abitudine futuro. di lanciare i giovani Bravissimo. proprio a 16-17 anni, cosa che da noi diventa sempre più difficile. più complicato, assolutamente. Andiamo a vedere invece le palle inattive, no? Gianluca, perché lì qualche problema l'hanno accusato, più di qualche problema, perché noi ne vedremo uno o due subito e poi magari una serie anche sul calcio d'angolo in cui le difficoltà ci sono state per il Benevento. Sì, fase di non possesso, palla inattiva, è tutto un altro gioco, l'abbiamo sempre detto, bisogna stare concentrati, loro guardano troppo la palla, marcano forte l'uomo vicino, ma gli inserimenti da dietro non li vedono, non c'è preventiva sull'inserimento da dietro, quindi il Catania, fra l'altro storicamente sulle palle inattive con mister Zeoli è sempre stato fortunato e bravo, e quindi chissà che non possa sfruttare o preparare qualcosa del genere. E lo vediamo anche nella successiva, no? Sì. Perché c'è un'altra situazione, calcio d'angolo, in cui un po' si perdono i punti di riferimento, anche abbastanza evidenti come questo, no? Anche qua era uno schema preparato, si era capito già da parecchio tempo che l'uomo, perché c'è stato un blocco centrale, quindi è chiaro che c'è un inserimento da dietro, anche qua non prendono gol ma subiscono un'azione pericolosa e pesante, insomma. E questo, come dicevamo prima, ecco, ne vediamo altri in serie di situazioni simili del Benevento, ne vedrete più d'una, per cui è una situazione appunto in cui il Benevento cade costantemente. Luca, può essere un vantaggio, no? Sì, può essere un vantaggio, è un po' più, come diceva Gianluca, un po' più debole, comunque può essere un punto debole che il Catania può sfruttare con i nostri, soprattutto Castellini e Cianci, no? Che si propongono spesso nelle Monaco, palle ad inattive, esempio, altro giocatore che lì Questo si può fa essere- vedere. Soprattutto con la voglia che devono avere, Sì. perché poi la palla inattiva, se non hai quella forza e quella voglia di andare a fare gol e andartela a prendere, hai voglia di fare palla inattiva, cioè ci vuole veramente qualcosa in più che domani la partita gli deve dare Per obbligatoriamente. di più Zeoli, che sulle palle inattive ha fatto Sì. tante volte la fortuna del Catania, Sì. l'anno scorso e anche quest'anno in alcune partite, in quelle che hanno detto bene al Catania. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra poco per parlare anche del Messina, che ha una partita contro un'avversaria diretta del Catania come il Monopoli, e poi torneremo con le probabili formazioni del Massimino e la top 11. A fra poco. Di nuovo in studio, terza parte della nostra preview. Andiamo a vedere la top 11 che abbiamo disegnato, in questo caso è una mista fra Catania e Benevento. La vediamo grazie alla nostra regia, con la difesa a 3 in questo caso, e poi
le due squadre, insomma, che vengono diciamo, piazzate in questo caso con il 3-4-1-2, perché è un modulo utilizzato anche dalla squadra avversaria del Catania, con dei giocatori che insomma hanno un certo valore, sono importanti, no Gianluca? Sì, abbiamo fatto questa rappresentativa fra Catania e Benevento per cercare di individuare i giocatori più forti, e fra l'altro abbiamo messo una novità, che quel numerino sotto il cognome del calciatore sta ad indicare statisticamente nei tre gironi. Il centrocampista non è la Monica ma Zammarini. Questo lo dico io, perché la Monica non gioca nel Catania, per cui Quindi dicevo, quel numerino sta ad indicare la posizione in classifica in quel determinato ruolo in tutti e tre i gironi di Serie C. Quindi, per intenderci, Castellini, quarto di sinistra, è al 18° posto fra tutti i giocatori che hanno ricoperto quel ruolo in Serie C. Stesso discorso vale per tutti i giocatori che vedete, ad esempio nel caso di Ciano, quando ha giocato da sottopunta, è il 16° in tutti i campionati, in tutti i gironi della Serie C. Vado invece da Francesco Triolo, che ci aspetta a Messina per dirci che aria si respira a Messina, perché la squadra è salva, deve giocare questa partita con il Monopoli, però Francesco, si pensa un po' già al futuro, ma ci si pensa al futuro già a Messina oppure no? Ma speriamo che si pensi al futuro a Messina, visto l'esito degli ultimi anni in cui a fine campionato poi c'è stato un po' di trambusto. È chiaro che adesso si spera che si inizi a pensare al futuro. Come hai detto tu, buonasera a tutti. Intanto ciao Gianluca, ciao Marco, ciao a tutti. Ciao Ciccio. È chiaro che la salvezza acquisita ti fa andare a Monopoli con una grande tranquillità, soprattutto perché gli incroci di quest'ultima giornata sono veramente tremendi. E poi è il futuro quello che impensierisce, preoccupa, ma soprattutto perché non c'è stata nessuna chiarezza da parte della società, e c'è l'esperienza delle altre stagioni in cui a un certo punto si staccava la spina, l'interruttore, si riaccendeva, ne so, a metà giugno, inizio luglio, quando il presidente cominciava a dire ho difficoltà a iscrivere la squadra, vediamo se ce la faccio. La squadra si fa a luglio, 10 luglio, 15 luglio, quindi sai, c'è questo tipo di pensiero in questo momento. Cominciato il toto ipotesi, bisogna confermare Modica, bisogna confermare il direttore sportivo Roma. No, non vogliono andare. Modica è stato piuttosto chiaro in questa settimana, Marco. Ha detto: io non ho sentito il presidente, mi riterrò libero dopo l'ultima giornata di campionato, se nessuno mi farà nessuna telefonata. Quindi è chiaro che comunque un po' di incertezza, anche queste parole la provocano. I tifosi hanno iniziato a contestare la proprietà dal minuto stesso in cui il Messina sostanzialmente si è salvato domenica scorsa contro il Potenza. Anche in settimana sono apparsi degli striscioni fuori al San Filippo, quindi è chiaro che c'è tanta attesa per capire che cosa vorrà fare il presidente del Messina. C'è tanta attesa anche perché i tesserati non sono molti, no? Cioè, quelli che poi hanno un contratto lungo con il Messina non sono molti, dunque è una squadra che va rivista esattamente. Sono 6, molti sono in prestito, molti sono a scadenza di contratto, quindi sostanzialmente se non vai a programmare per tempo, ci sono quelli che hanno le offerte già, possono andare via, ci sono quelli che tornano alla casa madre, Dumbravano, Zunno, sono tutti giocatori in prestito, Ragusa è a scadenza di contratto, il Plescia è in prestito, quindi creare lo zoccolo duro ti diventa sempre più complicato. Ciccio, abbiamo un messaggio per te dalla nostra Naomi che ti faccio leggere, non è sul derby che già c'è stato, perché qui si pensa solo al Benevento ormai.
Si è riversato sul Messina un amore inesplicabile, direi quasi, da parte dei tifosi del Catania, perché scrivono: Triolo, sarò con te, forza Messina, tutta la vita, grazie, siete grandi, dovete vincere, forza Triolo, forza Messina, Triolo. Quasi come se avessero degli interessi sulla vittoria del Messina. Vero, sembra un po' così. Con chi gioca il Messina, Ciccio, perché non lo ricordiamo, Non mi ricordo, a Parco della Vittoria. Sì, bravo. Chi passa dal via, $200. Bisogna guardare al Monterosi, tanto, Marco. Sì. Vabbè, ne abbiamo parlato. È vero. Francesco, io ti ringrazio come al solito, ci ritroviamo non alla prossima puntata di preview, perché poi noi torniamo fra 2 settimane e il Messina sarà in vacanza, vedremo che... Ma il Messina sarà in vacanza, magari ci colleghiamo lo stesso per qualche altra cosa. Esatto. Magari c'è qualche messaggio da leggerti, va, insomma, sempre ci sta. Ciao Francesco, grazie, buona serata. Vediamo come va. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao. Allora andiamo a vedere invece quelle che sono o che potrebbero essere le probabili formazioni della partita di domani. Dicevamo del Catania con questa squadra, attenzione a quella che potrebbe essere anche la posizione di Cicerelli. Si cerca ovviamente di dare anche manforte all'attacco formato da Cianci e Di Calmine, c'è il ritorno di Buà. Per quanto riguarda il Benevento, abbiamo detto che gioca con il 3-4-3. In settimana però, noi ve lo facciamo vedere, si è provato questo modulo con il 4-2-3-1, così ci dicono anche i colleghi di Benevento, con Manfredini in porta. Sappiamo che ci sono tanti diffidati, per cui ci sono alcuni giocatori che chiaramente vengono o dovrebbero essere risparmiati, almeno dal primo minuto per quanto riguarda il Benevento, e dunque con Ciano, con Lanini, con Ferrante, insomma, però è una squadra che davanti ha certamente, Gianluca, dei giocatori di un certo livello, no? Fa un po' impressione lì. Squadra forte, partita tosta, perché dicevo poco fa, l'ho vista un sacco di volte Benevento quest'anno, specialmente quando è arrivato Auteri, una squadra con le idee chiare, squadra tosta, cattiva, di gamba, lavora bene sugli esterni, lavora bene dentro il campo, molte verticalizzazioni. Una squadra tosta, quindi poi adesso c'ha quei 4 là davanti, Ciano, Starita, Lanini, Ferrante. Ovviamente se sarà così, noi la stiamo semplicemente ipotizzando, è un modulo che è stato provato, un sistema di gioco che è stato provato anche in settimana, ma il dubbio c'è se confermare ovviamente il 3-4-3 di partenza. Sarei curioso di vederlo, il 4-2-3-1, perché insomma Auteri credo che se non in partita in corso mai abbia giocato con una difesa a 4 Esatto, per cui sarebbe una cosa particolare, ma ripeto, anche in funzione degli interpreti è stata una possibilità che è stata paventata durante la settimana. Andiamo a vedere quelli che sono gli arbitri della partita di domani, con Frascaro di Firenze e poi gli assistenti che vedete sono di Fermo e di Oristano, sono i 2 assistenti della partita del Catania di domani. Va bene, noi abbiamo finito per quanto riguarda questa parte di preview, perché nell'ultima parte ci dedicheremo al calcio a 5, io per cui ringrazio Luca Di Gregorio, grazie veramente. Grazie a voi dell'invito e forza Catania. E ci ritroviamo o per le ultime, vediamo se ne facciamo tante, sperando che il Catania possa andare ai playoff e magari avanti, magari ci ritroviamo anche in questa stagione. Grazie a Gianluca Russo come sempre. Grazie a te, vado a casa prima stasera. Sì, stasera un quarto d'ora prima, invece Naomi resta con me. Vivo qua. È chiaro, anche perché ti lasceremo lì anche durante la serata, visto che domani sarai già pronta per... Cambiamo solo... No, io ho il doccino qua, mi hanno messo una presina, ho tutto, io vivo qui, te l'ho detto, ormai ci aspettiamo. Va bene, ci ritroviamo fra poco con Naomi e con il calcio a 5, la Meta Catania, fra poco. Eccoci qui, quarta parte, ultima della nostra preview, ci occupiamo di Meta Catania, di calcio a 5 e lo facciamo con l'allenatore Juan Ra. Buonasera. Buonasera, perché poi di origine, lo sappiamo, spagnolo, giusto? Sì. Giusto, con un vice brasiliano, italo-brasiliano, che so che avete poi... No, vice no.
No, allora Non sono spagnolo. No, dicevo il vice allenatore. Ah, sì, lui è italo-brasiliano. Sì. Allora, parliamo subito della partita che vi attende domani, una partita importantissima perché giocate contro la prima in classifica alle ore 21 al Palacatania con ingresso libero, arriva l'Olympus Roma. Che tipo di partita vi aspettate? Perché voi siete comunque lì al quinto posto, lottate per una posizione importante ai playoff ed è anche l'ultima giornata della stagione regolare. Sì, il nostro obiettivo per domani è provare a essere tra i 4 primi posti, perché se pensiamo magari che il terzo o il quarto sbagliano e possiamo trovare di cara al playoff una partita in più nel Palacatania, che sarebbe una cosa buonissima. Sappiamo che è una squadra fortissima che è andato tanto bene in questa stagione, ma secondo me tutte le squadre che siamo in questo campionato siamo forti, quindi vediamo cosa succede domani. Vediamo anche delle immagini del Palacatania gremito, che tipo di influenza può avere anche il pubblico sotto questo punto di vista. Ringrazio anche per le immagini e per la presenza dell'allenatore della Meta Catania, anche il collega Attilio Scuderi che cura l'ufficio stampa della Meta. È importante avere appunto questo tifo caliente rosso-azzurro, Sì, no? sì, sicuro. È importantissimo per noi, sono già tante partite che sentiamo questo appoggio, questa aiuta dei tifosi, e speriamo che domani possano aiutarne a noi a vincere, e speriamo che possiamo celebrare dopo la partita. Senti coach, anche perché il momento è importante, il momento è positivo per la vostra squadra, 8 risultati utili consecutivi, correggimi se sbaglio, chiaramente, per cui vuol dire che c'è un momento che attraversate che certamente ha un valore anche per i prossimi playoff. Sì, credo che tutta la stagione abbiamo stato in una buona linea, sempre tra i primi 5 posizioni, quindi credo che sempre abbiamo mostrato un buon livello. È vero che da gennaio, febbraio abbiamo avuto tanti infortunati che non abbiamo riuscito a giocare o a prendere questi punti per essere ancora in posizione più alta della classifica, ma secondo me se recuperiamo questi giocatori siamo una squadra forte che speriamo di farlo tanto bene nel playoff. Ci sono giocatori come Pod, appunto 20 reti, il capitano Carmelo Musumeci, capitano anche della nazionale, 16 reti, e poi altri come Pulvirenti, insomma giocatori di un certo livello che arrivano anche a difendere i colori dell'Italia, per cui non stiamo parlando stiamo parlando di calcio 5 di livello veramente alto a livello internazionale, e a Catania non è facile vedere degli sport di altissimo livello. Questo è un valore aggiunto, un valore in più. Sì, abbiamo italiani che giocano con la nazionale, quindi è il massimo livello dove possano giocare, e abbiamo pure alcun giocatore che già ha vinto lo scudetto come Bocao, quindi abbiamo altri giocatori giovani che stanno lottando per guadagnare minuti e che stanno crescendo tanto. Credo che abbiamo una squadra che insieme abbiamo mostrato che possiamo dare un grandissimo rendimento. Terzo miglior attacco, seconda miglior difesa del campionato, anche questo certifica, forse ancora di più della classifica in cui siete in questo momento, quello che è il reale valore della squadra. Sì, ripeto, magari da febbraio abbiamo avuto tanti problemi con giocatori, con infortunati. Questo non ci ha permesso di essere in una posizione migliore che siamo ora, e quindi i numeri sono là, ma dopo i playoff non sono tanto importanti questi numeri, quindi sappiamo di questo. La scorsa stagione è una squadra che ha finito il campionato regolare in quinta posizione, ha vinto lo scudetto, quindi è importante arrivare bene ai playoff, e in questo stiamo lavorando. E rapporto con la città? Perché tu sei qui da agosto, no? Sì. Coach, tutta la stagione, rapporto con la città, come si vive a Catania? Da spagnolo, facile. Per un spagnolo Esatto. credo che ci sono tante cose che sono similari.
Sta chiaro che qua si mangia molto bene, la gente è molto, molto vicina, aiuta in tutto lo che può, quindi la mia famiglia e io siamo molto contenti qua. E so che hai anche rinnovato il contratto con la Meta per la prossima stagione, insieme proprio al vice allenatore di cui avevamo detto in precedenza, cioè Weber, che è appunto un italo-brasiliano. Resterete qui per costruire che cosa? Perché poi è vero, il playoff, certo, c'è la possibilità di andare a vincere già quest'anno, perché insomma la Meta Catania ha fatto anche una finale, insomma è una società veramente importante, ma c'è la possibilità di costruire anche un progetto che va avanti negli anni, no? Sì, la società Meta Catania già è un anno che sta lavorando qua nella Serie A. Abbiamo under che hanno arrivato a una finale di Coppa Italia questa stagione e si vede che c'è una struttura forte, abbiamo un presidente e direttori che vogliono crescere tanto, quindi tutti siamo qua per aiutare a crescere, tutti vogliamo vincere, non solo noi, ci sono tante società che vogliono vincere, quindi quello è difficilissimo, solo vince una, ma l'importante è la stabilità di una società e quel lavoro che si fa ogni giorno pensando nel meglio per la società. Juanra da giocatore è stato un simbolo in Spagna, da allenatore ha vinto tanto, anche girando l'Europa, ad esempio in Ungheria. So che i risultati sono stati veramente entusiasmanti con titoli conquistati, con Champions League in cui si è arrivati a livelli veramente alti. Tutta questa esperienza si porta qui a Catania perché può dare anche l'esperienza che portate voi quel valore in più. Sì, ma uguale che io ci sono tanti che proviamo tra noi a aiutarne, il secondo allenatore oppure tanti giocatori che con esperienza che provano a aiutare agli altri. Credo che questa è la nostra forza, è la squadra, sappiamo che tutti che siamo là in ogni allenamento proviamo a aiutare tra noi perché sappiamo che da solo non può vincere niente, no? Quindi penso che questa è la forza che abbiamo nella Meta. Dove vedi la Meta nel futuro? Speriamo che possiamo vincere. Dici, intanto vedo la partita di domani. Sì, no, sta chiaro, non ho paura, no? Sta chiaro che tutti vogliamo vincere uno scudetto, ma sappiamo che per fare questo è un lavoro grandissimo, sempre ha bisogno di un po' di fortuna e soprattutto ha bisogno di tempo, quindi non si può pensare che ok, proviamo quest'anno a vincere e già è sicuro che vinciamo, no? Certo. Credo che non è così, ma questo ha bisogno di un tempo. L'importante è che tutti che siamo in questa società stiamo provando a fare il nostro meglio e così vediamo. Ritorniamo alla partita di domani. Quali sono i punti di forza della squadra avversaria, di questa squadra che sta facendo molto bene in testa alla classifica e sembrerebbe la favorita poi per andare, anche se nei playoff si sa, negli spareggi poi tutto è possibile, però sembrerebbe la squadra più forte. Quali sono le cose che magari vi preoccupano di più, se ce ne sono? Una squadra completa, immagina che hanno tanta qualità, giocatori di tanta qualità, ma alla fine hanno segnato tanti gol facendo contrapiede, quindi questo mostra il livello difensivo e la voglia di lottare ogni partita, quindi è una squadra fortissima. Ma bueno, vediamo, anche noi abbiamo alguna cosa fortissima che proviamo a mostrare domani. Ecco, dove volete colpirli? Cos'è il vostro punto di forza che magari con cui magari potete metterli in difficoltà? Così magari chi viene domani al Paracatania non è esperto di calcio a 5, capisce un po' di più. Credo che domani dobbiamo approfittare che loro già sono primi in classifica, sì. e noi no, ancora vogliamo di migliorare la nostra posizione, quindi questa voglia credo che dobbiamo mostrare. Questa è la voglia importante, appunto, ne parliamo, noi seguiamo ovviamente il calcio
più da vicino, ne parlava anche l'allenatore del Catania oggi, la mentalità, no? La voglia, la capacità di entrare con l'approccio giusto in campo è fondamentale anche per tutti gli sport, ovviamente, in tutti gli sport e soprattutto quando si arriva a livelli così in alto come la Meta Catania. Allora ricordiamo l'appuntamento. Vuoi rivolgerti ai tifosi della Meta per fare un appello per domani alle 21, uscite dal Massimino e cosa fate? Ecco. Andate al Pala Catania a disfruttare con la Meta Catania e speriamo di poter vincere, ma è sicuro che andiamo a provare a dare il nostro meglio. Dal rosso-azzurro al rosso-azzurro io saluto Quanrà e gli auguro i migliori, non si dice, no, qua in bocca, no, nello sport non si dice mai, non si fa mai auguri di nessun tipo, però veramente di fare il meglio qui a Catania come ha saputo fare fino adesso. Grazie per la presenza e alla prossima, sicuramente ci sarà durante i playoff del calcio a 5. Io andavo anche a salutare invece la nostra Naomi che già è pronta per domani, come vedete, eccola qui inquadrata. Stavo pensando alla confusione che ci sarà domani in giro per Catania tra la partita del Meta Catania e quella del Catania Calcio, forse è meglio veramente che rimango qui perché 3 ore e mezzo per percorrere 7 minuti di strada. Detto ciò, lamentele da vecchia a parte, grazie per essere stati con noi anche oggi. Ciao Marco. Ciao Naomi, ci ritroviamo domani dallo stadio e vi ricordiamo diretta stadio a partire dalle 18, la partita del Catania è alle 18:30 con i collegamenti dallo stadio Massimino, gli interventi da studio, gli interventi vostri da casa e poi le interviste ai protagonisti a fine partita. Poi ci sarà corner, noi invece con preview torneremo fra 2 settimane per parlarvi, vedremo a seconda di quello che succederà domani, speriamo dei playoff del Catania. Alla prossima, ciao, buona serata.